Mercoledì 22 febbraio 2023, un cordiale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori, benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Belluna, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Dai nostri studi in via Cavour 3 a Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti sulle prime pagine del Gazzettino e del Corriere delle Alpi. Cominciamo con il Gazzettino di Belluno, in questo caso notizia in primo piano che ci porta ad Agordo. Luxottica compra anche la farmacia. Il gigante dell'occhielleria entra nel mondo della salute, è quasi chiuso il contratto per la Favretti in centro ad Agordo. Uno degli obiettivi dell'azienda è quello di aumentare l'offerta di centri di benessere per migliaia di dipendenti. La storica farmacia Favretti di Agordo passa a Luxottica, un'acquisizione che apre un capitolo importante nel lungo valzer delle farmacie che si sta vivendo in provincia tra acquisizioni di multinazionali e grandi gruppi. L'investimento va a beneficio delle circa 5.000 maestranze che operano tra gli stabilimenti di Cencenighe e Agordo. Dall'azienda bocche cucite, ma vista la storia dell'azienda è probabile che si tratti di un'operazione fatta nell'ambito di quel welfare che è ormai un faro nelle scelte Luxottica. Possibile uno spostamento della sede, ma per ora non c'è nulla di definitivo. Dolo si arrende, non riapriremo, l'azienda bruciata. Borgo, uno dei titolari, dopo il rogo volevamo lasciarla ai dipendenti, notizia che ci porta a Borgo Valbelluna e che è un aggiornamento in merito al dramma vissuto da questi storici imprenditori che hanno subito un ingente danno provocato da un incendio 2 giorni fa. Volevamo lasciare la nostra azienda ai dipendenti, ma ora non sarà più possibile, non riapriremo più. È ancora molto provato Delfino Dolo, 78 anni, l'imprenditore pensionato che ha perso tutto nel rogo che lunedì gli ha distrutto case e aziende in via Corte 5 in comune di Borgo Valbelluna. La Dolomavi, che produceva piccoli elettrodomestici, ormai è persa. Spero solo di riuscire a fare l'ultima cosa, i gadget per le Olimpiadi 2026 in acciaio che stavamo preparando. E a proposito di aziende, Longarone, oggi la verità sul futuro della Safilo. La proprietà di Safilo calerà le carte su un possibile futuro dello stabilimento di Longarone dopo l'annuncio di non ritenerlo più strategico. Siccità, mais in crisi, la produzione può calare del 20%, a dichiararlo il presidente di Confagricoltura Belluno Diego Donazzolo. E ancora sport invernali, Sappada, Fauner e Piller Kotterer in festa per Vitozzi, lei può vincere ancora. La foto di copertina, i vigili del fuoco di Belluno in Turchia, che emozione quella figlia abbracciata alla mamma, 7 giorni scavando tra le macerie cercando un segnale di vita che non è arrivato, 8 i corpi recuperati dai vigili del fuoco di Belluno assieme al cane Michele, i più toccanti quelli di un bimbo abbracciato alla madre che lo proteggeva. Belluno, ben 5 scuole fra le prime per i soldi del PNRR. E ancora da Belluno, morta Bice, edicolante a Mussoi e volontaria. La sua edicola per decenni ha rappresentato un punto di riferimento per la gente di Mussoi. Ora Bice Gallo, Menegusto, 84 anni, edicolante di professione con radici a San Vito di Cadore e appassionata volontaria, ha chiuso gli occhi per sempre. Donna dallo spirito vivace, aveva una parola per tutti in una vita caratterizzata dalla generosità, il cordoglio del comitato d'intesa. Per quanto riguarda sempre lo sport, palio dei sestieri, Hudson si prende la rivincita a distanza di 61 anni, siamo a Cortina d'Ampezzo. La rivista su frammenti, nuovi ragni e il cambiamento climatico. E ancora l'evento, promozione a Casa Sanremo, una semina da 190.000 euro. Emergono le cifre sulla partecipazione a Casa Sanremo, ma si è trattato di una semina che porterà risultati, ha detto Padrin, presidente della provincia di Belluno. Questa dunque è la prima pagina del Gazzettino di Belluno. Passiamo adesso alla prima pagina del Corriere delle Alpi. Notizia in primo piano che ci porta in Alpago, ferie per fare volontariato, nuovi benefit da Marchon. Scattano le agevolazioni destinate ai 300 dipendenti dell'occhielleria di Post d'Alpago. Nel pacchetto c'è anche un giorno libero per poter festeggiare il compleanno. Diocesi, una suora alla guida dei cappellani degli ospedali, sorella Miriam Lessio, è la nuova delegata del vescovo per la pastorale della salute. Come medico superiore, schianto frontale con la gazzella dei carabinieri, grave una donna in rianimazione dopo essersi scontrata contro una gazzella dei carabinieri. Montegrappa, radio collare a lupi e camosci per capire come convivono. In partenza il nuovo progetto sarà portato avanti dalla provincia di Belluno. E la foto di copertina ci porta a Cortina, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Palio di Cortina sventola il vessillo rosso di Hudson e è arrivata la vittoria che mancava da 61 anni. Il clima che cambia, l'approfondimento del Corriere delle Alpi, la montagna, il progettista di piste da sci, impianti più in alto. Daniele Costantini, progettista di stazioni sciistiche, e certo si potrà continuare a sciare a quote più elevate.
Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi, addentriamoci al suo interno, come sempre breve panoramica riferita alle notizie di carattere nazionale e internazionale, poi proseguiremo con i fatti prettamente bellunesi. A pagina 2 l'invasione dell'Ucraina, Zelensky contro Berlusconi, a fondo alla conferenza con Meloni a Kiev, non ha mai avuto la casa distrutta, la premier colta di sorpresa, maggioranza compatta, contano i fatti, siamo con l'Ucraina. La battuta di Giorgia, io presidente operaia, la frase del cavalier Berlusconi, non vedrei quel signore. E a proposito di Zelensky, queste le sue dichiarazioni: nessuno ha mai bombardato casa di Berlusconi con i missili, i carri armati non sono arrivati nel suo giardino, nessuno ha ammazzato i suoi parenti, è una grande tragedia che devono capire tutti, è un messaggio che giro a tutti i politici, venite a vedere la scia di sangue che lascia Putin. Giorgia Meloni, finora mai nessun partito della coalizione che sostiene il governo si è sottratto quando c'era da votare sugli aiuti dell'Ucraina. E sempre in merito all'invasione dell'Ucraina, il cavaliere ferito contrattacca, sono stato sfollato anche io, il leader di Forza Italia, ho vissuto la guerra, Zelensky sbaglia a non trattare la pace, Forza Italia, la premier non l'ha difeso, asse con Salvini contro l'invio del jet. Questa invece è la parola di Biden, presidente degli Stati Uniti. Al castello di Varsavia il presidente degli Stati Uniti torna leader dell'Occidente, in Ucraina difendiamo la libertà e la democrazia, Putin non vincerà mai questa guerra. Questa è la sua dichiarazione, un dittatore e un impero non annienteranno mai la voglia di libertà, la brutalità non abbatterà l'Ucraina libera. Un anno fa il mondo si preparava alla caduta di Kiev, oggi posso dire che è forte, fiera e libera. Putin, minacce nucleari, lo zar straccia il trattato di New Start, abbiamo armi potenti, nessuno ci può battere, questa è la sua dichiarazione, poi attacca l'Occidente, pedofilo e corrotto, e l'Italia ingrata per gli aiuti anti-Covid. Queste sono le testate nucleari nel mondo. A proposito di bombe, nel 2022 il 90% appartiene a Russia e Stati Uniti, e questi sono i numeri: 3.708 testate nucleari negli Stati Uniti, 4.772 in Russia. Numeri davvero importanti e che fanno davvero tremare. Andiamo avanti con l'Ucraina, a pagina 7, il discorso di un leader che ha perso, ridotto ai junior partner di Pechino. Nazionalisti delusi, niente annunci roboanti come la sperata annessione della Bielorussia al Cremlino. È il momento dei moderati in attesa del piano di pace cinese per salvare la faccia. E a pagina 8 invece un approfondimento riferito al super bonus, notizia che interessa tutti gli italiani, compresi ovviamente i bellunesi. Super bonus, si continuano, tornano i banchieri contro il governo sui crediti. L'ABI, l'associazione Banche Italiana, gli istituti hanno fatto acquisti superiori al dovuto rispetto ai debiti. Giorgetti, ministro dell'economia, studia la cartolarizzazione degli F24. 13 coltellate, il cellulare sparito, tutti i dubbi sulla morte di Pierpaolo, fatto di cronaca che ci porta a Pesaro. Il 27enne ha aperto la porta al suo assassino, ricercato un amico trentenne con cui avrebbe litigato. Passiamo adesso alle notizie che riguardano la Regione Veneto, siamo a pagina 10, autonomia, salta la seduta di oggi di confronto fra Stato e Regioni, slittamento di un paio di settimane per limare le differenze, ora la Toscana preme per accelerare. L'inchiesta riaperta, il caso Toffanin, sono 2 i nuovi indagati per l'omicidio di Matteo, oggi Bonaldo davanti al PM, l'uccisione del giovane il 3 maggio del 92, confermato lo scambio di personale, approfondimento, lo troverete a pagina 11. Si parla invece di sanità, a pagina 12, in Veneto, in regione ancora allerta per la viaria, contagi in aumento tra gli uccelli selvatici, Terregino, la situazione è migliorata rispetto a un anno fa, ma si teme il passaggio dell'infezione dagli animali all'uomo. Andiamo avanti con le notizie che riguardano la provincia di Belluno, siamo a pagina 16, istruzione, scuole, PNRR, ecco le graduatorie, 9 progetti sperano nei contributi, si tratta di 4 investimenti proposti dai comuni e di 5 presentati dall'ente provincia, nel complesso si tratta di lavori per circa 50 milioni di euro, ma non ci sono risorse sufficienti per tutti. Andiamo avanti con pagina 17, l'uomo che progetta stazioni sciistiche, bisogna alzare la quota degli impianti. Daniele Costantini teme solo le temperature, la neve non mancherà, e poi c'è la tecnologia a darci una mano, e sulle piste esistenti dovrà essere pensata una riqualificazione e ampliamento dei comprensori sopra i 2000 metri. L'intervista vi aspetta a pagina 17, leggiamo una sua dichiarazione: guai a abbandonare le terre alte, se si elimina la pratica dello sci, il futuro è in pericolo.
Il camoscio e il lupo, uno studio per capire come convivono sul Monte Grappa. Il progetto è stato illustrato durante la presentazione di Frammenti. Sulla rivista si parla dell'effetto del clima che cambia sulla natura. Nel numero pubblicato anche la distribuzione dei fiori in quota e il progetto sui narcisi. Il bilancio, Casa Sanremo, spesi 190.000 euro, abbiamo promosso il territorio. Roberto Padrin parla di una grande semina e siccome si riferisce all'operazione Sanremo si potrebbe aggiungere che se son rose fioriranno, magari tenendole lontano dalle mani e dai piedi del furioso Blanco. Un mondo per presentare il territorio e le sue eccellenze al grande pubblico in una vetrina prestigiosa come quella del Festival di Sanremo, aggiunge Padrin. E adesso parliamo invece del futuro della Safilo, economia bellunese. Siamo a Longarone con pagina 19, primo tavolo per il futuro. La Galvanica stuzzica tante aziende, confronto in regione alla presenza dei vertici societari e dei sindacati, venerdì le assemblee. Difficile che oggi siano fatti i nomi dei soggetti interessati all'acquisto. Questa mattina alle 10 in regione a Venezia l'atteso confronto tra la Safilo e i sindacati con i delegati RSU ad aspettare un primo chiarimento sullo stabilimento di Longarone. Terrà le redini dell'incontro il primo dopo l'annuncio che il sito produttivo non è più strategico per il gruppo, l'assessore Elena Donazzana, alla quale sta arrivando dal bellunese un singolare augurio. Non c'è due senza tre, dopo aver risolto la crisi della CC e dei leader standard, si mette in conto un terzo successo. Questa volta si sussurra a Belluno, non dovrebbe essere più difficile. Mondo del volontariato in lutto, pagina 20, addio Bice, Mussoi piange la sua edicolante, una vita in prima linea per aiutare i malati. Domani alle 14.30 in Duomo i funerali. Era stata referente della Federazione contro la fibrosi cistica, il ricordo del CSV. Il turismo delle radici non parla di cittadinanza, fa conoscere i nostri paesi. Il sindaco Scopel, sindaco del comune di Serena del Grappa, replica al sindaco del comune di Val di Zoldo, Camillo De Pellegrin. Gli italiani all'estero potranno riscoprire il territorio dei loro avi, noi lo sosterremo, potenzialità enormi. Questa è la dichiarazione di Dario Scopel. Il caso, pagina 21, post abusivi sui social e feci nella posta, indagate 2 bellunesi. Chiuse le indagini per stalking e diffamazione aggravata, la vittima era la rivale in amore di una delle donne. Pagina 22, Feltre, gli alpini ci credono, alla Zanetelli servizi igienici e riscaldamento. Mariek, presidente della sezione ANA di Feltre, sono interventi che si possono realizzare, ma serve il supporto della sede nazionale e del comune. Ancora da Feltre, 2 notizie, sarà la Pallavolo Feltre a gestire la palestra della scuola media Ricci. Domani alle 14.30 i funerali agli Angeli, aveva 90 anni, addio a Giovanni Tandura. Giornata del pensiero per 400 scout, il raduno provinciale arriva domenica in città, rimaniamo sempre a Feltre, la scelta è caduta su Feltre in ricordo di Maria Cristina Masocco, i gruppi saranno distribuiti in vari punti, nel pomeriggio tutti in Duomo. San Gregorio nelle Alpi, artigianato nuove tecnologie in un Fab Lab per i giovani. Il progetto da 100.000 euro è finanziato dall'80% dalla Fondazione Cari Verona e prevede altre iniziative a favore del tessuto scolastico. Passiamo a pagina 24, Alleanza CISL Caritas, solidarietà Feltrina, 5 computer agli studenti ucraini, aiuti per i ragazzi dell'Istituto Professionale di Colominia, dal Ben al momento aiutiamo ancora 167 profughi. Sempre dal Feltrino, tre notizie che riguardano il comune di Serena del Grappa, lotti di legname in vendita tra piante di abete rosso e una parte già tagliata. Serena del Grappa ancora, 2 incontri al Caselle sulla storia di Porcen, l'appuntamento è per le 20 delle giornate di domenica 26 febbraio. Acqua in sicurezza in località Torreselle, altro approfondimento del comune di Serena del Grappa. E adesso invece un altro approfondimento che ci porta a Borgo Valbelluna, siamo a pagina 25, in fumo l'azienda e i ricordi sportivi di una vita, dolo, avrei voluto donare il mio archivio. Il drammatico rogo di lunedì a Corte di Mela ha distrutto anche libri e documenti sul ciclismo raccolti dall'imprenditore di Borgo Valbelluna. Sospetti sul boiler come causa del rogo, Delfino e Mavi non erano assicurati. Il personaggio ciclista di valore vinse nel 1966 il Giro del Piave. Delfino Dolo degli anni 60 è stato uno dei ciclisti bellunesi più in luce, con all'attivo una vittoria al Giro del Piave nel 66 e l'anno prima il secondo posto al Trofeo Piva. Attualmente ricopre l'incarico di vicepresidente della Pallavolo Feltre. La solidarietà dal Volley Feltre agli artigiani, sostegno ai 2 fratelli colpiti.
Passiamo a pagina 26 al Pago, questa è la notizia che ha aperto l'edizione di oggi del Corriere delle Alpi, 16 ore di ferie per fare volontariato, nuovi benefit Marchon per i lavoratori, l'occhialeria darà un giorno libero retribuito in più all'anno per celebrare a casa il compleanno o un anniversario. Il nuovo pacchetto è destinato ai 300 lavoratori della sede di PUS, l'azienda intende migliorare il benessere dei dipendenti e delle loro famiglie. Ponte nelle Alpi, insulti omofobi al bar e bicchiere tirato in faccia, condannata a 7 mesi. La donna ha corrisposto un risarcimento danni al giovane pontalpino per i fatti avvenuti in una serata di festa. E a Ponte nelle Alpi invece si festeggia Ginevra, un secolo di vita a Ginevra Zampieri. Tanti auguri anche da parte nostra. Passiamo a pagina 27, notizie dalla Gordino, siamo a Livinallongo del Col di Lana, sorella Miriam da Livinallongo guida la pastorale della salute. La religiosa della fraternità Asse Crema è stata incaricata dal vescovo Marangoni, faranno capo a lei i cappellani di ospedali e case di riposo di tutta la diocesi. E vediamo Miriam Lessio al centro con 2 consorelle della comunità di San Giovanni di Livinallongo. Voltago a Gordino, impegno per la terza età, nasce l'Auser Sottelanier, Cencenighe, certificati falsi, medico di base portato in tribunale da un carabiniere. Passiamo a Cortina, Palio, dopo 61 anni torna a vincere Azzon, doppietta di chiave con Donne Mini. Il sestiere di Alverà ha insidiato il successo fino agli ultimissimi metri, in trionfo Daniele Pavan, Riccardo Fantina e Jacopo Pizzilotto. Milano-Cortina 2026, Malagò torna alla carica, più poteri a Sant'Andrea al 27, altra cabina di regia, Sant'Andrea il commissario. Domeggio di Cadore, Poste, progetto Polis, ufficio chiuso fino al 27 per l'ammodernamento. Fatto di cronaca che ci porta a San Nicolò di Comelico, schianto contro i carabinieri, grave conducente, incidente a Lacuna, domenica sera la donna è ricoverata in rianimazione a Belluno, feriti 2 operatori di pattuglia. Si schianta con l'auto contro una gazzella dei carabinieri e viene ricoverata in rianimazione a Belluno, probabilmente un sorpasso azzardato all'origine dell'incidente di domenica notte a Lacuna di San Nicolò. Una donna è stata ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Belluno. La conducente della vettura era stata dapprima trasferita in ospedale a Pieve di Cadore, poi, visto il codice rosso, il trasferimento al San Martino di Belluno, dove è stata ricoverata nel reparto di terapia intensiva. Non sarebbe in pericolo di vita, ma la donna è stata comunque intubata nell'immediatezza dello schianto. Altra notizia, arrampicare per lui era cosa viscerale, il CAI Val Comelico ricorda Zanderigo, lo storico rocciatore si è spento a Treviso dopo il malore che l'aveva colto domenica scorsa. E ancora a Roberto, una vita da gattista da 30 anni, ogni notte cura le piste di Ravalles, notizia che ci porta a Cortina d'Ampezzo. A pagina 30 la consueta rubrica Cultura e Società, Architettura 2023, un sogno dall'Africa, laboratorio del futuro. Leslie Locco presenta la sua biennale, sostenibilità e voci dal continente mai ascoltato, questo è il progetto per la mostra che apre il 20 maggio con 89 partecipanti. Spettacoli Orfeo e la Lira, il mito che incarna la forza irresistibile della musica. Domani all'Auditorium Pollini, siamo a Padova, il maestro armeno Karen Durgargian dirige l'OPV. Al centro le pagine che Stravinsky scrisse sollecitato da Georg Balashin. E andiamo adesso con la rubrica Giorno e Notte, tante le fotografie dedicate al carnevale che si è concluso nella giornata di ieri, il martedì grasso a Belluno, fra pedonata in maschera, coriandoli, giostre e sorrisi. Principesse, pirati e tanti piccoli Harry Potter hanno riempito Piazza dei Martiri, poi tutti a pattinare al Duomo e a scattare selfie per partecipare al concorso. Eventi che si sono succeduti anche a Cortina, passerella per i più piccoli, applausi per le squadre della Corsa dei Sestieri. E ancora per quanto riguarda la chiusura del carnevale, Feltre, centinaia di mascherine per la sfilata e gli spettacoli. Un successo, la manifestazione organizzata dal Comune, eventi da via 31 ottobre a Piazza Isola dove c'era il parco. E domani a Cortina invece l'arte femminile nei secoli nel libro di San Marucco, presentazione al Rimoldi. Passiamo allo sport, il caso forti pressioni da parte degli sponsor, la Dolomiti chiede i danni a Unesco, la società procederà davanti al collegio accordi economici dopo la condanna in primo grado a 6 anni per violenza sessuale. L'avvocato Grassani sicuro di vincere, il club ha tutte le ragioni, il risarcimento è dovuto. Prudenti gli avvocati del lavoro, è difficile dimostrare il danno, i professionisti che trattano abitualmente la materia non si sbilanciano dal punto di vista penale, siamo soltanto al primo grado di giudizio. Altra notizia sportiva, pagina 35, Dal Masso si ferma ai quarti ma è la migliore delle azzurre, snowboard, i mondiali di Bakuriani, la falcadina si arrende alla Svizzera Jenny, argento dietro la connazionale Zog, poteva andare meglio? Sì, ma anche peggio, quindi mi ritengo soddisfatta, questa è la sua dichiarazione. Ok, buon pubblico al Drio Le Rive, siamo a
Feltre. Globus Girl Game, uno dei primi faccia a faccia tra squadre di sole under 16. Altre due notizie riferite al mondo dell'hockey: Under 19 Cortina Alleghe sugli scudi ora vede il terzo posto, Under 17 Alleghe Cortina i playoff partono col Fassa PM. Calcio di eccellenza, Limana Cavarzano in rimonta, Payer vincere aiuta a vincere. Corsa campestre CSI, i comitati di Belluno e Feltre sono ben 26 podi totali nelle gare regionali a Tezze. E terminiamo con le previsioni del tempo in Veneto per la giornata di domani: cieli in prevalenza nuvolosi, in serata probabili formazioni di foschie o locali banchi di nebbia, precipitazioni a tratti modeste, precipitazioni da locali a sparse andando dalla costa alle zone pedemontane e montane con quota neve attorno ai 1500 metri. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica questa sera via streaming alle 20 e domani mattina all'1 ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo.